il posto, ma il posto del presidente, così dice questo memoriale che dice Francesco Troia, perché io sto pubblicando i manoscritti proprio perché non ho fatto nessun commento in questa pubblicazione, ma solo che le persone che sono interessate leggano cosa veramente è successo. E perciò è stata veramente una cosa ingiusta e mi è sembrato doveroso di pubblicare per 100 anni questa storia. Io non faccio nomi perché noi non siamo venuti qui per penalizzare o criticare quelli che hanno voltato in qualche maniera le spalle, ma solo per ricordare, specialmente per i giovani, che io ho un figlio, mia sorella ne hanno 3, mia figlia altri 4 nipoti, quindi noi di famiglia non vogliamo assolutamente che la città si dimentichi di questa cosa, e anche per Francesco Troia, che non ha avuto discendenti, ma che ha veramente dato tutto la sua vita per l'arte, per la città, e anche se perché lui non era una persona che non aveva una salute molto, diciamo, forte, e infatti spesso lui si assentava a Vittorio Veneto, andava alle terme per riprendersi, e c'era sempre mio nonno che mi faceva da segretario, infatti doveva essere proprio suo assistente e l'uomo di fiducia. Lui in pratica lo ha allevato perché da quando appunto l'ha tenuto come era padrino di Cresima, poi lo ha istruito, diciamo, lui come ha potuto, perché mio nonno non aveva fatto università o cose, ha fatto solo la scuola di disegno e di arte e mestieri di Vittorio Veneto. Infatti i suoi memoriali non sono perfettamente, diciamo, scritti, diciamo, con un lessico, diciamo, di laureato, però si capisce cosa è successo. Ecco, ecco, dal punto di vista storico, una delle cose più interessanti che vengono fuori da questi documenti che Patrizia Motz mette a disposizione è il fatto, e che penso possa interessare, è il fatto che tra tutti i documenti conservati Troyer e di conseguenza Giovanni Casoni conservarono le dichiarazioni, le testimonianze, gli elenchi dei nominativi di tutti i cittadini di Vittorio Veneto che erano testimoni di quegli avvenimenti e potevano o avrebbero potuto, in caso di bisogno, raccontare la loro versione su quegli avvenimenti. E sono molto interessanti perché attraverso questi si risente la voce della gente comune, i testimoni che loro chiamavano o che avrebbero messo a disposizione, poi in realtà non vennero mai sentiti perché il processo si svolse principalmente sulla base delle risultanze documentali, dei fatti acclarati. Però andando a scorrere questi nomi si ritrovano i nomi degli infermieri degli ospedali, i nomi delle suore, che citava la Patrizia, i nomi dei commercianti e che cosa facevano nelle diverse strade della città. Si ritrovano il nome del segretario dell'ospedale e del medico chirurgo. Prima vedevo i sindaci precedenti allo stesso Troyer, anche risalendo indietro nel tempo, il vescovo, tutti coloro che stavano nel seminario, che frequentavano il seminario, fino alla gente comune, veramente alla gente di ogni giorno, che in realtà poi veniva in qualche modo che conosceva sia le personalità dei due protagonisti, sia erano in grado di riportare delle notizie precise. Tra l'altro c'è questa cosa, per farvi anche capire
la ricaduta nel tempo, insomma anche dal punto di vista sentimentale e affettivo. C'è questo esercizio di scrittura che viene fatto fare alla Francesca Casoni nel 1934, aveva quanti anni? 11 anni. Aveva a 11 anni, come esercizio di scrittura le fanno ricopiare l'elenco dei testimoni in favore di Troyer. Quindi immaginiamoci che cosa può significare per una bambina di 11 anni essere sottoposta come esercizio di calligrafia a ricopiare questi documenti. E poi ci sono tutti coloro che non da Vittorio ma da altre parti d'Italia negli anni tra il 1919 e il 1926 si dichiararono disposti o vennero personalmente, tornarono qui per dare testimonianza di come si erano svolti i fatti. E anche questo è molto interessante, perché ci permette di aprire uno squarcio sulla sopravvivenza di reti, di relazioni, di conoscenze. Per esempio troviamo un Giuseppe Crescione, tipografo, che era arrivato e abitava a Ragusa in Sicilia, che ritorna dopo 5-6 anni per deporre, per dare testimonianza di che cosa aveva visto in quei giorni stando qui a Vittorio, o gente che stava anche più vicino, naturalmente a Valdobbiadene o a Treviso, chi stava a Trieste come Panini, che è stato citato prima, Tandura, che è conosciuto ma non soltanto Tandura, naturalmente conosciuto per le sue imprese eroiche, deputati sia conosciuti da Casoni prima di questi avvenimenti come Brandolini, sia conosciuti durante e dopo questi avvenimenti, perché naturalmente nel 1918, quando arrivano poi gli italiani sgombrati gli austro-ungarici, qui è un centro nel quale si ritrovano, non viene soltanto il re, ma vengono i principali protagonisti della vita pubblica e istituzionale. Il diario di Panini racconta, lo dicevo prima ai miei figli che sono venuti oggi per la prima volta qui a Vittorio Veneto, Panini racconta, aveva anche lui 17-18 anni, che sta seduto nella piazza e viene e seduto accanto a lui sulla base di quella colonna c'è Leonida Bissolati, il grande esponente poi del socialismo, che si era arruolato volontario anche lui durante la guerra, che raccoglie nella voce di Panini la storia, quello che era avvenuto in quelle settimane, e Bissolati poi nel diario che pubblica dopo la guerra ricorda, oltre a Panini, tutti gli altri vittoriesi che aveva incontrato una volta entrato in città. E quindi sono queste le voci, questo è il tipo di storia che viene restituito da questi documenti. E bene ha fatto Patrizia Moz a consegnarceli così come stanno, no? Senza aggiungerci intorno commenti, note, cose che in qualche modo attenuassero la voce dei diretti protagonisti. Da questo punto di vista è un contributo importante per perché abbiamo capito che tanto lavoro ci sarà ancora da fare, tutto il lavoro che è stato fatto qui a Vittorio Veneto in questo anno di celebrazioni ha consentito di portare alla luce in maniera encomiabile una serie di testimonianze, di documentazioni, anche di piste di ricerca, per cui sicuramente chi utilizzerà questi materiali saprà raccontarci molte cose interessanti. Ecco, una cosa non abbiamo detto, che in pratica quando venivano fatti i riunioni segrete che venivano fatte alla casa di ricovero, in pratica arrivava Panini, Cesare Panini ufficiale, e portava i messaggi per poi darli a Troyer, che a Troyer vive
diciamo, alla casa di ricovero, Troyer e mio nonno Giovanni Casoni vivevano nella stessa stanza, perché non vivevano nelle loro case. Troyer, che voi sapete ha la casa qui a fianco, da quando sono arrivati gli austriaci, lui non ha mai più vissuto qui, e neanche mio nonno che viveva qui a Piai con la sua famiglia, che la famiglia Vazzoler, che non abbiamo nominato, perché mio nonno rimase orfano a 18 mesi e la madre poi si risposò con un bravissimo falegname che si chiamava Luigi Vazzoler, che una delle sue opere, se volete vederla, sarebbe questa qua su, di legno, l'ha costruita lui. Questa non so se voi lo sapevate. Tonello Giano. E in pratica invece la sorellasta di mio nonno, che si chiamava Augusta Vazzoler, era la governante di Francesco Troyer, e lei è quella che ha aiutato, ha nascosto Pagnini, infatti viene citato, nel palazzo di Troyer. Quindi, perché come dicevo, di sicuro Troyer non è che saliva sul palazzo che era ancora, cioè perché Troyer aveva il palazzo questo a fianco con i balconi rossi, poi il famoso palazzo grande che è quello Raccola, e quello non era ancora stato restaurato, quindi non c'erano nemmeno le scale. Infatti il memoriale di Pagnini dice che la Pistetta gli aveva messo una scala a pioli, l'aveva messo su una soffitta per quei 2 giorni prima che arrivassero gli italiani, insomma, perché Pagnini chiese aiuto a Troyer di farsi nascondere, perché quando gli ufficiali nel 27 di ottobre sono partiti, perché ormai la guerra loro l'avevano persa, quindi gli ufficiali sono stati i primi a darsene. Tutti i comandi non è che non hanno aspettato il 30, non c'era più neanche un ufficiale, non so se voi lo sapevate, erano rimasti solo alcuni soldati con le mitraglie, che quindi hanno anche mitragliato la casa su via Roma, ma tutti gli ufficiali se ne erano dati il 27. E quindi, come dicevo, non solo diciamo, la famiglia Casoni, ma anche la famiglia Vazzoler ha aiutato per lo spionaggio, tutto, perché in pratica, come dicevo, quando erano alla casa di ricovero, rischiavano moltissimo a ricevere Pagnini, che poi facevano finta di fare festa, perché com'è che potevano dire cosa faceva Pagnini di notte, andava in casa di ricovero. Allora lui beveva un po', che ho sentito, perché mio nonno era stemio, quindi lui non beveva, e neanche Troia non era quello che beveva, solo era un po' Pagnini che era più giovane, però facevano anche un po', diciamo, per nascondere queste riunioni segrete, che per opera di questo, sia, come si dice, Alessandro Tambura ebbe questi piccoli, diciamo, messaggi, e che poi furono mandati quei piccioni viaggiatori al di là del Piave, così De Carlo, che appunto già si sa che De Carlo si era nascosto a Fregona in un campo, nella casa dove era di proprietà di Francesco Troia. Quindi nessuno mai racconta di Francesco Troia e di Casoni Giovanni, che hanno veramente rischiato la loro vita per dare la vittoria all'Italia, non solo ai vittoriesi. Quindi ecco perché mi sembrava doveroso, come ho ripeto, portare questa cosa. Purtroppo le cose che ho sono talmente scatoloni di carte, si non state a pensare che abbia il 3, e quindi ci vuole tempo per leggerle. Io vi giuro, ci ho impiegato 20 anni, li avevo sotto il letto, e qui presente il mio marito che lo può dire. E anche Antonello Iana, che 10 anni fa, già quando veniva a casa mia, sa quante cose avevo, che leggevo, e lei si era un po' meravigliata quando lessi che diceva, mio nonno scriveva che Francesco Troia era scrofoloso. In realtà nemmeno io sapevo cosa volesse dire, sentivo questa parola che era molto brutta. E poi Antonella disse, beh, io vado a casa di mia mamma che ha un'enciclopedia e leggiamo
usavano. E quindi questa cosa ci faceva un po' ridere, lei rideva anche, però diceva no, ma che non è l'errore, era scritto così. E mio nonno mi diceva invece, ma ho letto che è una parola d'uso in quel tempo, non è che era lui che non sapeva scrivere. Poi un'altra cosa che ho leggendo questi documenti, non so se nessuno lo sa, in pratica qualcuno di qua sa dove era il campo di concentramento di Italo Veneto? Avete mai saputo dove era? Qualcuno lì presenti? No. Ecco, io infatti su questo documento, che adesso è piccolo, non si legge bene, in pratica c'è scritto che era alla stazione delle ferrovie, diciamo lì sotto, e le proprietà di tutti questi caseggiati erano di Angelo Massone, tutto, e che loro hanno pensato, ecco perché tutti i reperti della guerra ce li hanno in Massone, perché quando sono scappati tutti i ingegneri che avevano, probabilmente una parte di questi cimeli erano delle loro proprietà, perché non è che loro, cioè quando sono arrivati gli austro-ungarici si questavano anche i palazzi più belli per i comandi e oltretutto anche le case che servivano per loro, quindi lì c'erano i prigionieri di guerra. E su questo documento c'è scritto, se uno vuole poi approfondire, io l'ho pubblicato. Mi sembra che basti perché ce ne sono troppe cose, avrei tanti documenti da dire. Ecco, una cosa che mia mamma ricordava nelle sue storie era la sua zia, che si chiamava Caterina Casoni, che era la dama di compagnia dei Brandolini di Solighetto, e in pratica diceva che era ben tenuta dai conti perché questa Caterina aveva venduto prima della guerra le sue proprietà e quindi era rimasta senza casa, e anche se era nobile, ma è caduta, come si diceva da noi, in pratica si è adattata a fare la dama di compagnia, e perché anche mio nonno era sempre in corrispondenza con i conti Brandolini, che ho parecchi, diciamo anche, li ho anche pubblicati, prima che morisse Brandolini, no, un biglietto che ho visto che nessuno ce l'ha, nel senso probabilmente sono stati distrutti con la guerra, che appunto ringraziava mio nonno. Dopo, oltre, come diceva il professore, qui ci sono questi memoriali che si parlano dei muratori, di chi ha aiutato, perché quelli che sono rimasti erano in tanti vittoriesi, e poi anche sono andati per prendere tutti i liberi all'inizio, sono andati nelle campagne, nominato la famiglia Zaia, la famiglia che erano nelle campagne verso Codognier, verso Corvignano, insomma c'è tutto un elenco di nomi, che io ci vorrebbe dei giovani ricercatori che se vogliono approfondire tutta questa storia è importante, perché nessuno ancora l'ha mai pubblicata, anche perché è proprio per opera di mia mamma che ho tutti questi documenti e lo devo a lei. Ecco, quindi grazie. Ringrazio anch'io per la vostra cortesia e attenzione, e insieme ringrazio Patrizia Mozz per aver conservato e restituito